risposto che la nascita come creatura di umana famiglia, loro rinascita in Cristo edifichi la tua Chiesa. Questo mistero di salvezza degli angeli. Io glorifico, porgo te, Ira, come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti sempre fedele, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Io, Ida, col cosiddetto unico, come mio sposo, con la grazia di Cristo, prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia. We don't have to worry about nothing. Le donne lo sanno, c'è poco da fare, c'è solo da mettersi in pari col cuore. Lo sanno da sempre, lo sanno comunque per prime.